dalla Presidenza della Repubblica, che costa 248 milioni di euro all'anno, 4 volte Buckingham Palace, fino all'ultimo, i consiglieri, l'ambasciatore italiano in Germania guadagna 300.000 euro all'anno, la Merkel, la metà. Bisogna rifare tutto, sedersi e basta. E dire che stanno creando quest'odio tra le cose, loro sono lì che guardano, si nutrono di queste cose. Per ora noi dobbiamo cominciare a fare un discorso completamente diverso. Adesso c'è un'occasione di queste persone qua. Dobbiamo avere il coraggio, intanto non c'è più niente da perdere, cari signori. Siamo col culo per terra, non c'è più niente da perdere, è il momento questo. Questo è il momento, se no non ce ne sarà un altro. Signori, fanno i loro sondaggini, hanno capito che sono spariti, li ho visti come fanno i sondaggi. Chiudete un attimo gli ombrelli, vi faccio vedere un secondo come fanno i sondaggi. Fanno una telefonata a 1000 persone, sai che cosa gli dicono per telefono? Dicono: senta, se si andasse a votare domani, lei voterebbe centrodestra o centrosinistra? Il 99% li manda a fanculo, l'1% dice non lo so. Vogliamo fare un sondaggio qui? No, adesso devi riprendere la gente. Facciamo un sondaggio qui per alzata di mano. Se domani andassimo a votare, chi di voi, inquadrali, chi di voi per alzata di mano, chi di voi voterebbe PD o PDL? Uno! Prendetelo! E allora, avete capito che cosa accade? E loro ci chiamano. Hanno il coraggio di chiamarci, che siamo il terzo partito in Italia. Darci del partito è un'offesa. Non siamo un partito, noi non siamo il terzo partito d'Italia, non ci teniamo. Noi siamo il primo movimento di cittadini di questa nazione che abbia mai visto la luce. E allora dobbiamo per forza immaginarci un mondo che non preveda più cemento zero, un compasso del centro delle città. Si fa così e oltre non si può più costruire, si ricostruisce quello che c'è dentro i centri, si riconvertono le cose, bisogna sapere cosa produrre, cosa non produrre, bisogna sedersi lì e dire che cos'è una banca. Se le banche possono stare nelle imprese, le imprese nelle banche, i partiti nelle imprese nelle banche. Abbiamo in borsa 290 aziende su 300 quotate in borsa che hanno gli stessi consiglieri. Un consigliere è in 10 società contemporaneamente, anche in concorrenza. Abbiamo le banche nelle imprese, il caso Parmalat, hanno chiamato me al caso Parmalat, la finanza non capiva un cazzo, diceva ma come fate a non capire? Come si fa a non capire? L'amministratore delegato della Parmalat era il presidente della banca di Parma. Cazzo, dove li prendeva i soldi? Andava nella sua banca e diceva buongiorno, c'è mica il presidente un attimo, sono io, quanto ne serve? No, è meno. Ma che cazzo di... È tutto un conflitto di interessi mischiato, bisogna sedersi lì, mandarli a casa e cominciare dalle scuole, dagli asili, dalla lingua. Dobbiamo cominciare con i social network, bisogna farli andare a scuola con degli ebook che memorizzano 1600 libri, Kindle vi dico, oppure c'è mio figlio che va con degli zaini di 30 kg che sono sempre gli stessi. Non hanno la visione del mondo. Il mondo sta viaggiando velocemente, cari signori, sta viaggiando. In Islanda, il popolo più ricco d'Europa, è andato a catafascio per 2 banche, un olandese e un inglese. Il Fondo Monetario ha detto vi aiuto io, però mi date 100 euro a testa per 100 anni. E il Presidente della Repubblica, che non era il nostro, ha detto io non posso assumermi questa responsabilità, voterà il popolo. Il popolo ha fatto un referendum, 99% ha detto non paghiamo niente, uno ha detto forse è sparito in un iceberg, va bene? E allora cosa hanno fatto? Hanno nazionalizzato le banche, hanno fatto arrestare i banchieri, si sono presi in mano il paese e i cittadini e in questo momento si stanno riscrivendo la Costituzione. Solea, 44 anni, presidente dell'Ecuador, veniva tenuto per i coglioni dal Fondo Monetario, ha tenuto il debito, tutti strozzati dal debito, è andato in Parlamento, ha letto il contratto, ha detto non ce la facciamo cari, quanto vi dobbiamo? 100 miliardi, ve ne diamo uno e fuori dai coglioni, quello che dovremmo fare noi.
investi in una società e compri dei titoli in una società e la società va male, con chi cazzo te lo devi prendere? E allora perché la Francia ha comprato 511 miliardi in una società fallita come la nostra? Sono cazzi suoi! 511, ce n'hai uno, guarda il coglione! L'America 2! Siamo già fuori dall'euro, bisogna stare in Europa e fare, e mettersi lì e vedere il modo di uscirne con meno danno possibile. La Fiat, io sono passato dalla Fiat. Te lo giuro, io ero andato davanti ai cancelli 15 anni fa con una macchina idrogeno, te lo ricordi o no? C'erano i sindacati che mi hanno mandato via, ho detto guardate che qui dentro sono fatte delle cose diverse. E hanno chiuso. Sono andato ad Arese, sai qual è la scena di Arese? 2 milioni e mezzo di metri quadri, l'Alfa Romeo, facevano l'Alfa Romeo, Ford diceva dell'Alfa Romeo, quando vedo un'Alfa mi tolgo il cappello, il più grande produttore di macchine. Non c'è più niente, sai cosa c'era? Un centinaio di mamme di famiglia, di anziani, 60enni, 65enni, sono quelli che fanno le pulizie ai capannoni ancora vuoti, che erano fuori perché dentro c'erano i cinesi che lavoravano a metà prezzo, e tra loro e questi esuberi madri di famiglia c'erano la polizia antisommossa che li guardava, che non avevano neanche il coraggio di guardarli in faccia perché poteva essere sua mamma una di quelle. Non ce la fanno neanche più i poliziotti, perché prima di essere poliziotti sono cittadini, prendono 1200 euro al mese, non gli danno la benzina, li umiliano tutti i giorni e finalmente un giorno succederà che si volteranno dall'altra parte, porca puttana! Succederà! Sognare un mondo diverso perché siamo sospesi, siamo come Willy il coyote, sai? Sai Willy il coyote quando va sul baratro che rimane sospeso perché non guarda giù e fa così. Noi siamo così. Se guardiamo un attimo giù è finito. E allora prima di andare giù tutti, allora dobbiamo immaginare, tutti devono dare una mano, portare la partecipazione, non c'è mai stata una cosa così. Fanno i sondaggi finti, sanno benissimo che sono finiti, ma noi non vogliamo sostituire una classe politica con un'altra, noi vogliamo cambiare la società, cambiare questa crescita, il cemento, il PIL, cambiare le banche, sapere cosa produrre l'agricoltura, sarà il futuro, l'agricoltura tecnologica fatta dai giovani, con la permacultura, vedere di fare una casa passiva che fa energia, non abbiamo bisogno di fare inceneritori o altre cagate, perché una casa può fare energia, 600.000 case le fanno con la pompa di calore in Svizzera, non telefonare adesso, proprio adesso mi stai parlando, stai ferma, dammi il telefonino. 600.000 case con la pompa di calore. Allora la Toscana potrebbe farsi tutta l'energia che vuole perché buchi lì, c'è tutto il calore che viene su, fai il raffrescamento d'estate, caloriferi, caldo d'inverno. Ma stiamo scherzando? Più soldi! Cos'è? Più? Sì, hai ragione. Che cazzo vuol dire? Più soldi, lo so. Allora, il discorso è, io non affronto questi temi perché sono temi più grandi di noi. Quando saremo in Parlamento, che avremo una politica nazionale, li affronteremo tutti insieme. C'è un programma che non c'è niente di definitivo. Noi capiamo solo della nostra città, loro hanno un programma per la città, come muoversi, se fare il wifi libero e gratuito, se fare l'acqua pubblica, come fare la differenziata invece degli inceneritori. Noi siamo nati sul marciapiede, abbiamo questa mentalità, dateci il tempo di crescere e siamo preparatissimi, perché se mettete 2 dentro il comune vostro, 2, magari non il sindaco, non ce la farà, glielo auguro, ma se va dentro una cosa così, questa donna qua, basterebbe aprire la porta del comune, lanciarla dentro e scappare. Ma bastano 2, perché cosa succede? Metti dentro un terminale, metti dentro le orecchie e gli occhi vostri, metti dentro con una web, filmiamo i bilanci, dove vanno a finire gli appalti, nomi e cognomi, viene fuori tutto. Non vogliono, saranno costretti, non vogliono, non dire non vogliono. Sei tu che non vuoi, cosa fai tu per la tua città? Lei stai lì a dire non vogliono, è 30 anni che dici non vogliono, che cazzo fai tu? Comandano loro, è finita, devono comandare loro perché sei tu, è finita, ma basta, questi qui che mi dicono tanto è inutile, comandano loro. Quello sono sceso là, mi ha detto vai Grillo, spacca tutto, e
dicendo tu, io sto a vedere un po' come spacchi, no? Allora chi mette una croce sul simbolo, se no non vogliamo il voto. Se voi mettete la croce sul simbolo e poi state a guardare che cosa fanno, votate altre cose e non andate a votare. Se mettete una croce su quel simbolo lì, basta la croce. Vi cominciate ad attivare voi, alzate magari il pullo dalla televisione, cominciate a seguire loro sul web, oppure quando fanno i loro comizi, i banchetti e le cose, e cominci, puoi fare tantissime cose anche nella tua vita. Poi magari quando fai la spesa ci guardi un attimo, magari puoi non comprare l'acqua in bottiglie di plastica, puoi girare con i mezzi pubblici, puoi masturbarti tranquillamente, gratuitamente, cioè. E allora possiamo fare veramente delle cose straordinarie. E allora abbiamo progetti per qualsiasi cosa. Allora date il modo di entrare e dentro metteremo progetti di come si fa una casa. Dobbiamo avere il coraggio di dire bene, fra 20 anni, entro 20 anni, tutta l'energia elettrica si farà con le rinnovabili. Entro 40 anni, a cominciare adesso, tutto il petrolio, l'energia del petrolio sarà sostituita con le rinnovabili. Punto, cominciamo adesso. Io ho visitato i Politecnici di Zurigo, tedeschi, hanno fatto Aspetta, mi devo calmare perché se mi viene un infarto a me è finito per tutta l'Europa, Chiudi un po' il video, chiudi un po' che non vedo. Chiudi. È venuto, allora, Zurigo, Politecnico di Zurigo, tutti i politecnici, svizzeri, tedeschi, sono i primi nel mondo, hanno fatto una cosa per dimostrare, hanno fatto un rifugio a 3500 metri sul Monte Rosa, 250 posti con le energie rinnovabili, senza allacciamenti, 28 giorni, con gli elicotteri, hanno messo i tripli vetri con l'argon dentro, tutte coibentazioni, pompa di calore e pannelli solari e riscaldano 220 posti letto, c'è 20 gradi dentro e 20 gradi